Salve, salve, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, benvenuti. Oggi è il 4 febbraio 2025, gennaio 2025 già è andato via ed è iniziato febbraio e siamo già al quarto giorno di febbraio 2025. Buongiorno, benvenuti, sono le ore 11:46. Durante questa live devo fare il teardown di questo PC, di questo vecchio PC, vecchio perché già si vede dal fatto che ha ancora il lettore dei vecchi floppy, diciamo i vecchi floppy disk, che molti non sanno neanche l'esistenza di questo tipo di supporto. Qua non mi ricordo manco che c'era scritto, comunque questi sono dischetti da 1,44 MB, andavano inseriti qui dentro e contenevano neanche un'immagine JPEG. Buongiorno Andrea, benvenuto, buongiorno Michele, benvenuto, buongiorno, grazie tanto di essere qui con me. Questo tipo di PC ci darà parecchi spunti per trattare degli argomenti diciamo, l'informatica e l'architettura dei computer, diciamo, del passato. Qui già vedete ci sono anche un lettore e un masterizzatore, parleremo anche di questi lettori. Qui c'è un logo che voi non potete vedere perché magari sto troppo lontano, sta lontano, però poi ve lo avvicino e vi faccio vedere. Qui c'è un logo storico e questo vabbè è un DVD-ROM, questo è il logo storico di DVD-ROM e il lettore anche CD. Ditemi se arriva bene l'audio, perché io penso che mi sentite correttamente dai volumi che vedo nel software di streaming. Io utilizzo ancora una vecchissima versione di OBS che, avendo io Windows 7 sul PC con cui lavoro, non lo posso più aggiornare. Per poter aggiornare OBS dovrei passare o a Windows 10, che tanto tra un po' finisce l'assistenza anche per quello, o a Windows 11, che verrà prolungata ancora per parecchi anni l'assistenza. Ma io quando vado a lavorare sul PC portatile di mia moglie con Windows 11, mamma mia, c'ho un sacco di problemi ad accedere al NAS, anche perché il NAS stesso, io ho un Ready NAS Duo V2 della, che marca era? Netgear, della Netgear, ce l'ho qui sotto, però purtroppo non supporta il Samba 2.0, che è un protocollo di rete, e quindi non riesco ad accedere alle cartelle perché in Windows 11 mi hanno disabilitato per motivi di sicurezza. Salve Mazzito, grazie di essere qui con me. Su Windows 11, dicevo, hanno disabilitato per motivi di sicurezza il Samba 1.0. Adesso tutta questa sicurezza dentro casa, quando uno ha collegati televisori, cellulari, telecamere da tutte le parti, io ci ho collegato pure l'impianto di riscaldamento, ho tutto in rete, ho alcune lampadine, ho veramente collegato in rete il mondo. Figuriamoci se vengono a vedere quello che io poi condivido all'interno della mia rete. Io utilizzo tantissimo il NAS, anche perché avendo 4 o 5 televisioni, io tramite il NAS posso accedere ai contenuti multimediali contenuti nel NAS, e poi non solo, pure dai vari PC e coi telefonini. Io faccio il backup dei telefonini sugli hard disk del NAS tramite wifi, ok? Quindi diciamo che è molto comodo. Però con Windows 11 tutta questa comodità bisogna disabilitare i firewall, andare a riabilitare il Samba 1 molte volte non te lo fa abilitare. Per esempio avevo risolto il problema col PC di mia moglie, poi con l'aggiornamento 24H2 mi ha rimesso tutto come stava e non riesco più ad accedere al NAS, se non in modalità, vi dico, poi ve lo spiego pure, faremo pure una live in cui vi spiegherò tutti questi protocolli di rete, perché io li conosco molto bene. Il Samba viene da Linux, quindi li conosco molto bene questi protocolli. Io riesco a vedere con Windows 11 il NAS solo attraverso il protocollo DLNA, che è quello che permette di condividere i contenuti multimediali, quindi file audio
file video e fotografie. Io però purtroppo tramite PC faccio il backup pure di parecchi file .zip, RAR, file normali, cioè quindi voglio dire non mi basta accedere ai file multimediali, quindi immagini, musica e video. Quindi allora, bando alle ciance, andiamo a vedere, mi metto qui così mi vedete anche seduto, andiamo a vedere com'è costituito questo PC. Allora, questo PC come vedete anche dal bollino, qui c'è un bollino giallo, che era il bollino del mio vecchio negozio di computer su cui io facevo assistenza. Me lo portarono e sicuramente non era aggiornabile, magari per farci qualche aggiornamento, ma già all'epoca io ho chiuso il negozio di computer 11 anni fa nel 2014, quindi me l'hanno portato, non era aggiornabile, quindi me l'hanno lasciato e se ne sono comprati uno nuovo. Allora, questo è tastiera e mouse, tra l'altro il mouse già lo faccio vedere in tutte le varie live, questo è con la pallina. Nell'ultima live non ho fatto vedere, non l'ho smontata, ma io adesso ve la voglio far vedere, la smonto, che dentro, ecco, se si rompe questo il mouse non lo usate più, questo è il coperchietto della pallina, guardate, guardate, ecco la pallina del mouse, dentro c'è una pallina metallica e intorno è tutta ricoperta di gomma. Questa è la famosa pallina del mouse, vedete? Dentro il mouse aveva due sensori che ne rilevavano il movimento verticale e orizzontale, quindi ci sono due cilindretti che ruotano al movimento della pallina e il computer tramite il movimento di questi due cilindretti, tramite dei rilevatori ottici su una ruota bucherellata attaccata a questi cilindretti che ruotano, praticamente riusciva a capire la posizione del puntatore, a restituirvi. Guardate che tutto questo noi lo diamo per scontato, il mouse ottico, tutte queste cose, noi diamo tutto per scontato, ma dietro c'è, puoi consigliarmi un software semplice con un'interfaccia grafica intuitiva per sincronizzare una cartella presente su un hard disk con un NAS. Io utilizzo Teracopy, cerca Teracopy, io con Teracopy mi trovo molto bene. Comunque c'è pure il comando Xcopy da DOS, però Teracopy è grafico, è carino, lo puoi configurare. E poi io quando stavo in Ericsson ne utilizzavo un altro, perché io pure sincronizzavo, all'epoca utilizzavo gli hard disk USB, che quindi il NAS è uguale, insomma sincronizzare con un hard disk USB o con un NAS, basta che al NAS gli associ una lettera come ho fatto io ho X, W, Y e Z che sono i 4 dischi del NAS, perché io ho quello interno, i 2 dischi interni del NAS che stanno in RAID 1 mirroring, che quelle sono una lettera e sono 4 tera, e poi ho tutti i dischi USB che il NAS accetta i dischi USB, che poi l'ho messo in rete e diversi di questi da 5 terabyte. Questo è il basic, questo è un altro basic. Opla, mi casca tutto dalle mani, va bene. A me se queste cose poi vanno in giro e mi fanno diventare famosa la live, vedete, 5 terabyte, 3 terabyte, vedete, ce n'ho tanti di questi cosi, guardate. E io mi sono trovato molto bene con questi Seagate, funzionano perfetti. Seagate Basic 5 terabyte, 1, 2, 3, e questo invece è l'estension da 3 terabyte. Comunque ce ne ho diversi di questi Seagate. Mi trovo molto bene con questi Seagate, per quanto io all'epoca li comprai in offerta, adesso su Amazon questi stanno più di 100 euro, io questi l'ho comprati a 80 euro in offerta, oramai l'ultimo l'ho comprato 3 anni fa, l'ultimo, e infatti quest'anno gli ho detto a mia moglie, guarda che mi serve più spazio, soprattutto visto tutto quello che sto pubblicando sul mio canale YouTube. Avete visto, sto pubblicando parecchia musica, quei video occupano un po' di spazio, poi tanto li cancello perché li metto su Telegram, quindi non mi interessa niente. Allora, stavamo parlando di questo PC. Prima di andare a vedere se si accende, io vorrei andare a vedere come è messo. Allora, ho visto che mancano tutte le viti dietro. Io ho
mi devo abituare a dire no, ciò non mi piace. Allora io ho questo contenitore che ho fatto ultimamente pieno di tutte le viti che io vado a recuperare da questi case. Eccole qua. Questi sono prettamente viti da PC e sono tutte provenienti, vedete, quelle un po' più cicciotto sono per le ventole, poi ci sono quelle addirittura con le molle, quelle con le molle sono per i Terracopi. Va molto bene, sì sì. Non mi ricordo, guarda, la mente se ne va proprio al cinema, perché ce n'era uno che serviva proprio per fare il backup e sincronizzare i file da una cartella a un'altra o da un hard disk a un altro. Se uno gli dava come sorgente, che ne so, da X a Y sincronizzava tutto l'hard disk. Se invece gli davi, che ne so, X due punti slash Renato con con Y due punti slash Pippo, quello sincronizzava con le due cartelle. Però non mi ricordo il nome perché io lo utilizzavo perché mi faceva i log completi su un file txt di tutti i file come erano andati, faceva anche la verifica, mi ricordo, quindi lui andava, leggeva il sorgente, scriveva e verificava, e quindi io avevo la certezza quando stavo in Ericsson, all'inizio proprio si utilizzava NT Backup, quindi facevo tutto con NT Backup. Poi dopo, quando le unità a nastro per fare i backup sul nastro si sono rivelate troppo piccole e troppo lente, a quel punto ho cominciato a far acquistare gli hard disk USB e avevamo per ogni settimana 7 hard disk che durante la notte facevano il backup, tanto i dischi che stavano nel server erano in RAID 5, quindi c'erano la sicurezza contro la rottura. Il problema era se uno voleva accedere a un file che era stato modificato, che ne so, il giorno prima o 2 giorni prima, lì c'era sempre il file nuovo, mentre a noi serviva il file, che ne so, di 2 giorni fa. Io prendevo l'hard disk di 2 giorni prima e mettevo a disposizione dell'utente il file di 2 giorni prima, quindi a quello serviva, non tanto per la rottura in tempo reale degli hard disk e quelli col RAID e l'hot spare. Poi voglio fare una puntata dedicata solo al RAID, che cos'è il RAID e come funziona e come sfruttarlo al meglio. Campo dell'illustrazione e dei fumetti sono pieno di hard disk e NAS lavorando in file giganteschi, lo so, ho visto, soprattutto sto pubblicando dei file in 4K che li faccio col PC di mia moglie, occupano un sacco di spazio pure questi file in 4K, perciò gli altri, i festival bar, io li sto pubblicando a tutti a 720 in HD normale, che me lo metto a fare in Full HD. Allora, andiamo a vedere, qui sopra c'è una licenza di Windows XP, quindi è un PC molto datato perché c'è Windows XP. Dicevo, qui non c'è neanche una vite, quindi lo sportello viene via facilmente, senza viti. Vedete? Allora, mamma mia, la scheda madre è una Asus P4B 933, era un'ottima scheda madre questa che io mi ricordi. Ah, peccato, c'è i condensatori esplosi, ma non solo, seppure è pure saltato il dissipatore del chipset, quindi questo è proprio da manna al cinema. Va bene, noi ci divertiamo a fare l'unboxing, però io lo voglio provare ad attaccare alla corrente per vedere che problemi dà. Comunque, guardate, allora, qui dentro innanzitutto cosa notiamo? Notiamo che è tutto, dalle piattine, è tutto IDE, quindi dentro non ci sono hard disk serialata. Il connettore serialata, diciamo, è quel cavettino stretto stretto rosso normalmente che connette gli hard disk serialata. Poi vedete, questo è il raffreddatore che si è staccato dal chipset, e questo è all'interno del PC. E adesso andiamo a vedere proprio di fare, proviamo ad accenderlo, ma tanto non si accenderà sicuro, c'è un condensatore esploso, però per sfizio, non ci attacco neanche tastiera e mouse, per sfizio gli do corrente, non attacco neanche il monitor, voglio vedere che fa. Infatti non fa un cavolo, fa niente, non funziona proprio.
no, non può funzionare. E vabbè, meglio perché ci sbrighiamo e lo smontiamo tutto sto PC. Allora, e così parliamo un po' di come è fatto. E allora, quindi il monitor non ci serve, peccato, l'avevo messo molto bene in modo che si vedeva nella schermatina piccolina. Allora, la prima cosa, io nell'altra live, in questa live ve lo posso far vedere molto meglio, avevo parlato di un cavo che diciamo si erano inventati per mandare più veloce diciamo, i dati su una catena normale IDE o EIDE, Enhanced IDE. Allora adesso vi posso fare il paragone, visto che qua ce ne sono due e sono diversi tra uno e l'altro. Allora questi sono due cavetti, tutte e due IDE 40 poli, ok? A prima vista sembrano uguali, identici, hanno la guida, vedete, ve li metto anche uno sopra l'altro, vedete? Vabbè, a parte il pin quello tappato, che quello serve per, diciamo, serviva per una guida, prima ancora che mettessero la guida quella sopra, per non sbagliare a inserire il connettore. Però andiamo a confrontare questi due cavi. Come vedete, le strisce verticali sono molto diverse tra uno e l'altro, vedete? Io ve li voglio mettere proprio uno sopra l'altro. Aspettiamo che mette a fuoco. Dovrebbe mettere a fuoco. Vediamo un po' se da lontano, perché uno si dice che è ultra denso e l'altro è normale. Non riesce più a mettere a fuoco. Proviamo a farglielo rimettere a fuoco così. Allora, questi li mette a fuoco? Sì, ed eccoci, quindi vedete? Allora, su questo cavo più chiaro sono 40 pin, su quello più scuro sono 80 pin, ok? Quindi la differenza effettiva tra questi due cavi è che su uno il segnale viaggia ovviamente sempre sui soliti 40 pin, però tra un pin e l'altro c'è un pin neutro, e questo invece viaggiano paralleli il segnale su tutti e 40 i pin, ok? Facendo questa, cioè raddoppiando quindi la densità dei cavi e mettendoci un cavo neutro tra uno e l'altro del segnale, sono riusciti ad aumentare notevolmente la velocità di trasmissione dati. Infatti questi cavi ultradensi venivano adoperati per collegare gli hard disk al controller IDE, quindi ultra DMA della scheda madre, ok? Questi venivano usati per collegare lettori CD e masterizzatori CD e DVD, perché erano molto più lenti nel trasferimento dei dati rispetto agli hard disk, ok? Quindi con questo ultradenso colleghiamo gli hard disk, che sono molto veloci per l'epoca, parliamo sempre, trasferiamoci nella prima metà degli anni 2000 con questo PC, forse, vabbè, negli anni prima del 2010, insomma, questo PC è prima del 2010. Quindi non c'era il serialata, c'era lo SCSI che costava uno sproposito, e poi c'erano queste, diciamo, questi cavi per connettere gli hard disk e i masterizzatori e lettori di DVD e CD, che erano IDE, e quindi il masterizzatore e il lettore venivano collegati con questo cavo a 40 poli, gli hard disk venivano collegati con questo cavo a 80 poli. Abbiamo pure dilungato forse anche troppo, però credo e spero di essere stato chiaro, di aver chiarito come un'idea addirittura su come realizzare un cavo può essere alle volte molto utile per la velocità di trasferimento dati. Mi sono scordato di dirvi una cosa. Allora, adesso questo è un cavo IDE dritto, normale, ma poteva capitare che alcuni di questi cavi avessero un pin tagliato tra il primo connettore e il secondo connettore dopo quello che va alla scheda madre. Perché succedeva questo? Allora, noi sulla catena IDE potevamo attaccare solo due periferiche,
master e slave, ok? Quindi c'erano dei jumperini dietro alle periferiche, adesso che smonto uno dei due lettori ve lo faccio vedere, che ti permettevano di selezionare come master o come slave diciamo la periferica. Se il cavo aveva questo taglio su uno dei pin, allora uno poteva mettere tutte e due le periferiche in una posizione particolare che c'era scritto CS, significa Cable Select, e in quel caso era il computer che in automatico riusciva a dare l'indice giusto alla periferica, se era master o se era slave, in base a quel pin tagliato, ok? E quindi non c'era bisogno di selezionare una master e una slave, bastava metterle in cable select tutte e due e diciamo le schede madri che lo supportavano ti assegnavano automaticamente master e slave alle periferiche. Questo era quello che volevo dirvi per quanto riguarda la catena IDE. Allora andiamoci a smontare anche gli hard disk, anche se perso bisognerà smontarli pure dall'altra parte. Allora, un vecchio PC questo. Vediamo pure da quanto sono gli hard disk, perché sono curioso, sono due hard disk IDE, non si levano infatti. Allora, io direi che mi svido tutte le viti al volo in live da questa parte e poi svidiamo pure dall'altra parte, in modo che leviamo tutte le periferiche, compreso anche il lettore floppy. Vi faccio vedere il lettore floppy, che sono molto ricercati oggi i lettori floppy per usarli sui vari Amiga, perché si possono anche modificare i floppy per PC, non è facilissimo, però si possono modificare i floppy per PC, per Amiga per eccellenza erano i Kinon. Qui c'erano le USB frontali e con le entrate e le uscite audio, quindi uscita cuffia ed entrata microfono. Lo giriamo, andiamo a svidare queste viti, ok? Ecco, queste due me le tengo perché le lascio al case. Io di solito poi le viti me le metto tutte dentro a quel contenitore, ma due viti mi servono perché poi lascio gli sportelli e il case verrà dato da rottamare. Allora andiamo a svidare prima questo. Eliminato questo, mo se ne dovrebbe andare. Allora, mamma mia quante viti che usavamo, ma dove dovevano scappare sti cose? Ne bastava una di qua e una di là, o due da una parte sola, non c'era necessità di tutte queste viti che dovevano scappare. Allora andiamo a vedere, non è neanche troppo sporco, io abbassa una botta così. Questo è un lettore DVD, come vedete DVD-ROM, non riesce a mettere a fuoco la telecamera, ma penso che il mio PC stia arrivando perché fliccherà pure un po' il video. E questo è quello che io vi dicevo. Andiamo a vedere la marca, guardate, questo è il famosissimo Plex Writer della Plextor. Allora, visto che non ci serve il monitor, quello lì, io direi di levare, ok, che magari così funziona meglio. E infatti Plex Writer 482448A. allora qui dietro allora partiamo da qui ci va collegata la corrente e questo è il Molex, famoso cavo Molex. Questo è il cavo IDE Ultra DMA, vabbè 40 pin, comunque IDE. Qui è selezioniamo l'ID del device, quindi master, slave o cable select. Qui ci andava collegato l'audio analogico che andava direttamente alla scheda audio, e questo è l'audio digitale che il Plextor ci forniva, l'uscita audio anche in digitale del compact disc, capito?
Quindi questa è la parte posteriore e qui c'è ovviamente tutto spiegato. Vedete, questa è la parte posteriore tutta spiegata. Vedete? Vedete c'è scritto audio out sia digital con la due punti, a due pin, poi c'è quell'altro che è l'audio out in analogico, poi c'ho C-Cell, Cable Select, Slave e Master, e quell'altro il Parking Mode, poi c'è l'interface Connector IDE e poi c'è il Molex, questo va a 5 volts e a 12 volts con due masse centrali. Ok, e questo era, guardate, rivediamo la marca Plextor VX4824 TA, ottobre 2002. Questa è storia, questa è storia. Plextor era la marca di masterizzatori e lettori per eccellenza, una delle migliori che abbiamo avuto. Ok? Andiamo avanti. Allora, qui dobbiamo togliere, se ci si riesce. Allora, andiamo a togliere il floppy. Andiamo avanti, via. Ok. E questo è il lettore floppy come compariva, vedete sotto c'è la ruota enorme che serviva per stabilizzare, questa ruota enorme per stabilizzare la rotazione del floppy, connettore standard floppy da 3,5 a 5,5 c'era lo stesso connettore, e connettore della power, della corrente che faceva girare i motori, e questo è un floppy, lo mettiamo da parte. Allora, continuiamo a fare il teardown. Ah no, dobbiamo smontare gli hard disk qua, che sto di. Allora, smontiamo al volo. Allora, primo hard disk IDE 20,4 giga, 20,4 giga, è un Quantum Firebird mi sembra. Guardate che spettacolo, questo sarà del 2002 pure lui, E questa è la parte elettronica. Sempre stessi connettori, Master, Slave, Cable Select, il Molex per dare la corrente. Master, Slave, Cable Select e interfaccia IDE Ultra DMA. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo forse, no, ma più o meno stiamo sempre là con le date. Allora, altro hard disk, questo è un Maxtor, quant'è? 60 giga, 60 GB ATA 133, questo è il Maxtor Diamond Max Plus 9. Guardate che hard disk è. E qua sempre connettore, prima il Molex, poi gli dovete dare l'indice Master, Slave, Cable Select e poi attaccate la piattina Ultra DMA ultra densa a 80 voli. Ok? Stiamo andando abbastanza veloce, quindi così leviamo da mezzo anche questo PC. Allora, andiamo a togliere la scheda video. Andiamo a vedere che scheda video c'era qui su questo PC. Sono curioso. Ok, è una Asus, comunque non è tanto sporco, Allora, la scheda video c'è il marchio Asus, vedete? V81700DR con 64 mega di RAM, adesso partono da 64 giga qui. Però è bella la ventolina dorata. Questa tra l'altro dovrebbe ancora funzionare perché i condensatori stanno bene, quindi questa dovrebbe ancora funzionare. L'altro aveva l'uscita video composita tramite cavo apposito, qui si poteva attaccare a un TV, a tubo catodico, e poi la VGA normale. Questa secondo me ancora funziona, certo
che ce fai con sta scheda? Tra l'altro però è AGP, lo slot AGP più volte l'ho fatto vedere, c'ha i pin uno sopra l'altro, vedete il connettore? Il connettore c'ha i pin uno sopra uno sotto, uno sopra uno sotto, uno sopra uno sotto. Quello è lo slot Accelerated Graphic Port, ogni scheda madre ne aveva uno per connettere le schede video, ok? Quindi ci eravamo inventati uno slot appositamente per le schede video, e che era accelerato e quindi riusciva a gestire la quantità dei dati delle schede video più velocemente. Allora andiamo avanti, vediamo qui che c'è. Qui questi come ce l'hanno passati, così. Allora, vabbè, questo che so, USB, sì, questo è l'USB e la porta MIDI. Andiamo a vedere. Allora, sì, valeva stacca. Non si stacca. Allora, devo levare prima questo che vedi che c'è pure qui, c'è un modem 56K che serviva per connettersi a internet prima della DSL tramite linea telefonica analogica normale. Questo è un modem a 56K, se ne trovavano talmente tanti e cominciavano a costare veramente pochissimo questi modem, tra l'altro in versione PCI, vedete questo è un connettore di tipo PCI, ok? E questo è il processore che è un Connexant. Si usavano parecchio questi connettori qui questi processori qui per i modem, li troviamo in quasi tutti i modem. Qua non si riesce a capire neanche, c'è un bel po' di polvere, ma non si riesce a capire neanche che marca è sto modem. Lo rilevava al sistema operativo e basta. Allora andiamo a svitare quest'altra vite. Allora, questo PC, dato che non aveva la scheda di rete integrata, si vede che poi quando hanno messo la DSL che andava via tramite cavo LAN, hanno aggiunto questa scheda che tra l'altro è una TP-Link che ancora esiste e ancora fa schede, cioè apparati di rete, eccetera. Guardate, questa è una scheda di rete, sarà una 10100, vedete, 10100 Fast Ethernet Adapter, infatti 10100, vediamo se mantiene TP-Link, si legge benissimo, TP-Link, molto buone queste schede di rete perché ti permettevano poi di andare molto più veloce sulla rete LAN. Poi la scheda madre aveva in dotazione anche altre USB posteriori, queste due USB posteriori alla buona e meglio saranno USB 1.0, e questa presa strana gialla è la porta MIDI a cui si potevano connettere anche i joystick, ok, per i giochi, quindi non solo periferiche MIDI ma anche periferiche joystick. Questo che vi faccio vedere adesso è un tipico cavetto per il drive, vedete qui, questo serviva perché il PC aveva bisogno, cioè il connettore doveva essere intrecciato, qui vengono girati i cavetti e il floppy altrimenti non funzionava. Questo va alla scheda madre, questo va al lettore floppy e questo è il connettore per il floppy. Questo non c'era bisogno di farlo ultra denso, quindi questo è un connettore come vedete normale, c'ha i cavi grossi dentro, tanto il drive non è mai stato super veloce a trasferire i dati. Allora stiamo andando molto veloce, stacchiamo tutto ciò che riguarda l'alimentazione, i connettori portati, stacchiamo tutto. Ecco, questo c'è addirittura, ecco, vi parlo pure di questo connettore qui. Questo connettore qui serviva per attaccare l'audio analogico che vi ho fatto vedere uscire dal lettore CD o dal masterizzatore e andarlo poi ad attaccare sulla scheda audio con uno o l'altro connettore. Questi erano messi diciamo in parallelo, cioè sono attaccati insieme. Se voi sulla scheda madre avevate uno di questi due connettori, attaccavate solo uno dei due e portavate l'audio analogico dal lettore alla scheda audio o alla scheda madre se la scheda madre aveva la scheda audio integrata.
Allora andiamo avanti senza indugio, stacchiamo anche l'alimentazione, questo dovrebbe essere un Pentium 4. Allora andiamo a vedere, stacchiamo tutte queste viti, così tiriamo via la scheda madre. Ok. Quante cose si possono imparare smontando, facendo il teardown di un PC, Ragazzi, è incredibile. Poi c'è gente come me che ci ha vissuto in mezzo a questi computer e quindi vi sa dare una spiegazione a qualsiasi componente senza andare troppo nel tecnico, perché poi se uno volesse si potrebbe andare anche nel tecnico e allora lì se va veramente troppo a basso livello e magari la maggior parte della gente non le sa molte cose. Allora invece cerchiamo di rimanere sul generico. Quindi un computer di che cosa era fatto? La prima cosa che vi serviva quando andavate a prendere un computer era la scheda madre, che è quella che mette insieme tutti i componenti, ok? Quindi la scheda madre era la cosa principale. Poi dovevate scegliere un processore che è quello che serve poi per fare effettivamente i calcoli e analizzare tutti i dati che transitano per tutte le periferiche connesse sulla scheda madre. Ok, questa è una vite che non è la sua, ce l'hanno voluta per forza mettere qua e quindi non si svita manco per l'anticamera, cioè gira, ma tanto a me la scheda madre che si salvi non mi interessa, quindi devo riuscire. Vedete a che serve portarsi pure un altro cacciavite? Con un altro cacciavite io faccio leva e così riusciamo a togliere pure questa vite qua. Niente, inizia leva. Sì, l'ho levata. Vinto io. Allora, vabbè, questa è la parte posteriore dove ci sono tutti i connettori della scheda madre. Ok, questo per levarlo vediamo se ci riusciamo. No, lasciamo tutto là, ce ne frega niente. Allora, questa è la scheda madre, quindi vi ho detto avevate bisogno della scheda madre, che è questa grossa, tutta la scheda madre, e abbiamo detto la CPU con pure la sua, il suo diciamo dissipatore è una ventolina per la CPU. Poi avete bisogno della RAM. Questa aveva 3 banchi di RAM possibili a mettere su questa scheda madre. Andiamo a togliere, questo è un banco di RAM, una vecchia DIMM, questa sarà alla buona e meglio 64 mega, 128, no 512 mega, guarda, non era manco tanto accia, vediamo se mette a fuoco. No, non ce la fa a mettere a fuoco, non lo so se è perché manca la luce. Comunque proviamo ad accendere quest'altra luce che ci illumina dal laterale, vediamo se un po' meglio, mette a fuoco, ma 512 mega DDR266, si legge molto bene, ok? Quindi questa è una DIMM DDR266 da mezzo giga. Adesso se ci abbiamo 8 giga di RAM col nuovo sistema operativo è meglio non iniziare proprio a lavorare. Allora, come è fatta questa scheda madre? Allora, questi sono tutti slot PCI. Ok, allora io nell'altra live ho fatto un errore perché ho detto che quelli piccoli che stavano sull'altra scheda madre che abbiamo visto nell'ultima live nell'episodio 16 erano PCI Express. No, erano mini PCI, perché c'erano delle schede madre che avevano anche dei connettori mini PCI messi qui, quindi tra un PCI e l'altro c'era magari un mini PCI. Qui c'è l'AGP, che è questo marrone per la scheda grafica, Accelerated Graphic Port significava AGP. Questo dove è saltato il raffreddatore è il chipset che controlla poi il trasferimento dati tra le varie periferiche e quindi pure per la RAM e verso il processore. Quindi questo è il chipset. E poi ci sono due controller IDE, eccoli qua. Di solito quello azzurro
quello azzurro era per gli hard disk e quello nero per i lettori ottici e masterizzatori. Quindi qua gli hard disk e qua le periferiche ottiche. Ok, questa è l'alimentazione per tutta la scheda madre, questo connettore bianco, mentre questo che sta qui sopra è l'alimentazione del processore. Sono 4 pin e questo alimentava solo il processore. Qui è il connettore per la ventola della CPU, vedete, questo qui, con i cavetti che vanno a finire direttamente alla ventola. Ok? Poi che altro vi devo dire? Vediamola posteriormente. Questo è quello che vedevate voi dietro, tramite questo, diciamo, questo sportellino, chiamiamolo così, adattatore che veniva messo qui dietro. Leviamolo e andiamo a vedere quello che ci offriva questa scheda madre. Allora, ci offriva mouse e tastiera di tipo PS2 con questo connettore tondo, 2 USB, 2 seriali molto utile con sopra la porta parallela per le stampanti. Di solito sulle seriali si attaccavano i modem o tutte le periferiche che necessitavano, che ne so, un programmatore da EEPROM, quello che ti pare, e venivano trasmessi i dati ovviamente chiamandosi seriali in modalità seriali uno dietro l'altro. La parallela invece era molto più veloce, ci si attaccavano anche le stampanti, tante volte anche stampanti grafiche che necessitavano anche di parecchi dati inviati molto più velocemente della seriale. Quindi la parallela era una porta molto più veloce di quelle seriali. Poi ci hanno messo altre due USB e questa è la scheda audio. Quindi abbiamo l'ingresso per microfono, l'uscita della linea, cioè l'entrata linea e l'uscita casse. Ok? Quindi microfono, linea e casse. Ok? Poi sopra questa scheda mi pare che non c'è più niente. Già vi ho parlato della RAM. Questo è il connettore, questo nero, è il connettore floppy per attaccarci il drive, quello che abbiamo visto per leggere i dischetti. Ok? Quindi questo è floppy, alimentazione della scheda madre, periferiche ottiche massimo 2, master slave, quindi lettore masterizzatore CD o DVD, hard disk massimo 2, master slave, IDE Ultra DMA, possibilmente con cavo 80 poli ultra denso, e poi qui ci sono tutti i connettori per le cose frontali che possono essere al di là dei LED dell'hard disk e del power, il pulsante di reset, il pulsante del power, l'USB frontale nel caso ci fosse, entrata, uscita, entrata microfono, uscita cuffia frontale se il case ce l'ha tramite i jack, e tutto il resto. Poi qui ci sono tutti i vari connettori che vanno attaccati, diciamo, alla scheda principale. Io volevo, se ci riesco, staccare, ma lo vedo molto complesso, però magari neanche troppo. Ecco, staccare, ecco, mazza, non c'era proprio più pasta termica, Vabbè, questo è il raffreddatore, diciamo il dissipatore con la sua bella ventolina della CPU. Ok? Allora, andiamo a togliere la CPU. Questa è la CPU. Ovviamente dall'altra parte c'è tutta la pasta termica, non so, questo non è un microscopio, comunque. Questa è la CPU. Vedete tutti i pin? Guardate. Poi hanno fatto in modo che i processori avessero le piazzole e tutti i pin l'hanno messi sulla scheda madre. Vedete? E questo è un processore. Dall'altra parte neanche ve lo faccio vedere perché c'è tutta la pasta termica. Vedete? Tra l'altro tutta secca. E quindi questo è un processore, guardate, è piccolo piccolo sul pollice, guardate. E questo è un processore. Questo va a finire diretto nella mia collezione. Allora, mi manca da smontare l'alimentatore. Andiamo a togliere l'alimentatore. Questo è un 350 watt, si usavano proprio nei primi anni 2000, prima metà degli anni 2000, questi 350 watt erano più che sufficienti, figuriamoci adesso con gli SSD. E questo aveva lettore, masterizzatore e 2 hard disk, e l'alimentatore ce la faceva tranquillamente.
con la scheda video, il processore. Adesso non si usano più né i lettori né i masterizzatori, si mette solo un disco, tra l'altro anche di tipo SSD, che non consumano niente perché non hanno più il motore di rotazione. Gli hard disk adesso sono tutte memorie, quindi non gira nulla. Qua invece di tutte ventole che giravano da tutte le parti. Questo è un compatibile da paura, questo va bene per Amiga però, fatte le dovute modifiche, questo è ottimo per Amiga. 350 watt, Amiga voglia camminare, magari averli 350 watt. Eccolo qua, un compatibilissimo alimentatore, niente di speciale. Allora, diciamo che ho smontato tutto, ma visto che questo si è levato, io vorrei riuscire, ecco, lo levo completamente sul raffreddatore e me lo metto qua. E a questo punto io vorrei vedere, poggio un attimo la scheda madre qua, perché in vista del mio progetto di sistemare di sistemare il mio PC di Lego, voglio prendere il numero più elevato possibile di pulsanti, perché dovrò poi diciamo modificare il case di Lego per funzionare con un pulsante reset e un pulsante power, diciamo arrangiato, accroccato, diciamo qui, diciamo sistemato a dovere per poter funzionare, perché adesso lì sul case di Lego c'è un Pentium 4 che però è della Dell, che ha i comandi che sono solo Dell, vanno bene solo per i Dell, quindi c'è tutto un front panel lì che io ho preso dalla Dell, perché io smontai un PC della Dell e lo misi dentro al case di Lego, però quello fu fatto quando il case di Lego stava nascendo, quindi adesso tra l'altro io non lo voglio completamente smontare, lì è abbastanza semplice levare la scheda madre, quindi dal PC di Lego toglierò la scheda madre. Peccato che la scheda video non ce la fa e ogni tanto sfarfalla. Dovrò risolvere questo problema, forse troppe applicazioni aperte, sicuramente. Vediamo un po' la CPU a quanto sta. No, è in verde la CPU. Sto smontando il front panel, il pannello frontale, perché voglio riuscire, come vedete adesso questo viene via, mannaggia, ok, qua io tiro via tutta sta roba. Dov'è che si incastra? È andata a finire tutto. Date tutti questi fili dappertutto. C'è pure il bipere. Dove va a finire questo? Ok, allora questo è il pannello frontale e dietro tutta sta massa dei cavi serve per i LED, come vi ho detto, i LED del power, i LED dell'hard disk, il pulsante di reset, questo qua, il pulsante power che è questo qua, le USB frontali con ingresso microfono, uscita cuffia e le due USB frontali, capito? Quindi tutta sta massa dei cavi serviva proprio a quello. Tra l'altro io già dall'altra parte l'avevo preso, però me lo riprendo anche qui. Allora basta svidare codesta vitarella, questa, codesta e quella, tanto ce la teniamo, qui non viene ancora via, svidiamo pure quest'altra. Dove sta sto problemas? Ok, in modo tale che ci teniamo, tanto questi sono universali, i case erano universali all'epoca, e ci andiamo a mantenere almeno questo che è entrata uscita audio e due, queste sono USB 1.0, non è che ci facciamo chissà che. Purtroppo qua il pannello non si smonta, questo purtroppo posso smontare solo questa parte nera, ma non ci faccio niente, quindi questo oramai resta qui così, ce ne frega niente. Vabbè, io faccio passare tutto sotto qua, tanto ormai abbiamo fatto il tear down e questo è tutto da buttare qua, sta roba. Ok, l'abbiamo completamente smontata,
ci lascerò pure la scheda madre dentro, butto tutto senza colpo ferire. Ah, ma senza vedi questo non si reggeva proprio qui davanti, e ora gliene metto una e una, che me ne frega, al centro. Eccola, una qui, minimo indispensabile, il minimo sindacale, e gliene metto una di qua. E ho... Ciao Michele, grazie di essere stato qui con me. Allora, tanto ho finito pure io la live, che devo fare pure da mangiare per mia figlia, quindi almeno abbiamo fatto il tear down di questo PC. Allora, vediamo se effettivamente non ci serve niente più da qua dentro, non mi pare. A posto, questo se ne va in discarica, ci frega niente. Qua c'è qualche altra cosa che ci interessa. La batteria tampone sarà scarica dagli anni 50, da prima che inventassero le schede madri. Qui pure secondo me non c'è niente più che ci può interessare. Condensatore scoppiato è questo qua, proprio sul chipset, figuriamoci, ma è proprio esploso, guardate, faccio vedere, vedete? Questo condensatore qua è proprio esploso. Gli altri stanno abbastanza bene, però cioè quando sono così vecchie le schede madri, ma neanche a mettersi col saldatore per cambiare, ecco, il condensatore sta qui più o meno. I pin dovrebbero essere questo e questo, i due pin di questo, sì, sono sti due pin sono quelli del condensatore rotto. Non è neanche troppo difficile se è uno solo, gli altri stanno bene, non mi pare, però non conviene mai mettersi le mani. Allora, vi volevo far vedere che la Asus, ovviamente come parecchie altre marche, marca tutto sulla scheda madre. Vedete, c'è scritto Asus e poi il modello è messo così, P4B533. Questa era una P4B533 della Asus, ok? Così, questo ci mettiamo, come ho detto, una sola vite per reggerlo da una parte e una sola vite per reggerlo dall'altra. Ok, dal suo lato l'abbiamo chiusa e via. E così facciamo il tear down di tutti questi PC e li buttiamo, perché sono anni che stanno qua e non ci servono più a niente, se non a fare questi video carini. A me piace sempre fare questi video, farvi vedere un po' di cose. Eccolo qua, e questo, vi faccio vedere l'ultima cosa, tanto poi gli farò pure la foto, il bollino di Morena Computer. Vedete come si è mantenuto bene nel tempo? Questo ha più di 10 anni. Il mio negozio di computer, tanto telefonate lì a quei numeri, tutti disattivati dal 2014. Sono 11 anni che non esistono più quei numeri, quindi mo devo sistemare quelle viti, levare tutta sta polvere che si è fatta qui sopra. Che ora è? 12:40, ok. Live 54 minuti, va benissimo, dai, mi tengo molto soddisfatto. Quindi abbiamo visto, vabbè, la scheda di rete, abbiamo tolto una scheda di rete, ok? Scheda di rete 10.100, a cui va connesso il cavetto di rete che poi va al router, al modem o all'hub, allo switch, dove vi pare. Questo è un modem che ha due prese, perché una andava alla linea telefonica al muro e l'altra andava al telefono, ok? E questo è un modem 56K con connettore PCI, pure la scheda di rete era PCI, scheda video Asus AGP. Questa è una scheda video Asus con connettore Accelerated Graphic Port AGP, vedete?
uscita connettore VGA e connettore, diciamo, video composito per collegarlo pure a un monitor TV CRT a tubo catodico. Floppy disk drive 1,44 MB, eccolo qua, senza manco una marca, sì c'è scritto una marca, ma ok, questo è il floppy disk drive 1,44 MB. Poi abbiamo visto masterizzatore ultraplex, che è il 481040, no, 482448. Questo mi sa che è quello più veloce che è uscito, la Plex Store, il Plex Writer 482448A. Quindi questo era uno dei migliori, quindi masterizzatore, lettore DVD e CD, poi vabbè, processore, questo era il processore che ve l'ho fatto vedere da quest'altra parte, processore, due hard disk, tutte e due IDE, Ultra DMA, Maxtor 1, Maxtor, e questo mi pare che era un Seagate l'altro, eccolo qua, 20 giga e 60 giga, sì, questo era un 60 giga, 80 giga totali, vedete, 60 giga, il Diamond Max, ok, e poi la RAM da 512 megabyte, abbiamo visto la RAM da 512 megabyte. Basta, mi pare che vi ho riassunto tutto, quindi mi ha fatto piacere avervi qui con voi, qui con me, sì, mi ha fatto piacere avervi qui con me, è tutto live, quindi perdonatemi, e niente, sono contento di avere, così mi sbologno pure questo qui. Ah, non vi ho fatto vedere, qui c'era pure la licenza di Windows originale, la andiamo a vedere, Windows XP Home Edition Hyundai, ok, Windows XP Home Edition con la licenza originale, basta, quindi il software che c'era installato era pure licenziato, basta, non ho altro da farvi vedere. Quindi niente, vi invito a visitare tutti i miei siti internet che scorrono qui sopra, in più c'è magliettevintage.it, andate a vedere se c'è qualcosa che vi interessa, il sito principale è come sempre www.classe74.it. Non mi resta niente se non augurarvi un buonissimo pomeriggio, sono le ore 12:44 di questo martedì 4 febbraio 2025. Grazie a tutti di essere stati qui con me, davvero. Io vi lascio con la sigla finale, che è finale Reni Retro, dovrebbe essere questa, ok? E quindi sì, è questa qui. Quindi vi lascio con la sigla finale di Reni Retro. Ci vediamo presto, perché qui ne ho altri due di cui devo fare il teardown, quindi quanto prima ne smonto altri due e li vediamo insieme. Grazie mille di nuovo e alla prossima. Ciao a tutti, buona serata, buon pomeriggio. Ciao!